Amici di Sportissili, un saluto dal vostro Marco Genduso per la quinta giornata di campionato Serie C2 Girone A, che vede scendere in campo il Favignana, padrone di casa, e il Palermo Futsal Club. Michele vuole non farlo girare, Franco ci riesce, però riesce comunque a scaricare il pallone bene su Gallina. Palla per Abellito Calè, con 4 reti in campionato. Franco cerca subito Gennaro, non lo serve, poi lo fa adesso Gennaro in testa di Bella, grande parata del portiere, poi Gennaro ancora. Chinnici e ancora Vivarelle, lo spazio per esplodere col mancino, le finte, Pisani cerca il primo palo, poi lì Gennaro ancora, e Di Bala prende anche questa, e questa è la terza parata impressionante di questo portiere. Santa Maria sbaglia il passaggio, questo è il primo errore, Gennaro, c'è Pisani vicino a lui, calcia, Di Bella ancora, Pisani cambia il gioco ma sbaglia, Miceli scivola Fiorentino, Miceli contro Calè, è super, e alza la Sorecinesca Peppe Calè. Fiorentino va al centro, le finte, sterzata, Fiorentino fa tutto solo, ancora una volta vuole costruirsi l'occasione da solo, poi scambia Gennaro di via, Fiorentino, palla fuori, ma come gioca bene adesso le rosanere. Poi Fiorentino ruba il pallone, casca giù, forse fallo cumulativo, Pisani ancora, con potenza e anche con prepotenza, Antonio Pisani fa 0-1. Santa Maria, Gennaro pressa bene, ruba il pallone, mette in mezzo per Pisani, Di Bella Gennaro! E questa volta non lo sbaglia, a cuore verso la telecamera e fa 0-2. Vediamo come calcerà, ipotizziamo una conclusione di precisione, perché un giocatore che ha tanto questo tipo di tiro, va Pisani col destro, la prende Di Bella, pare Manelli, ancora Pisani! Questa volta non sbaglia, è 0-3, non va bene il tiro libero, ma poi si rifà subito dopo. Lopez, palla verso Franco, perfetto! Adesso l'imbucata è spettacolare, Franco continua a segnare e fa il gol del poker, 0-4. Fiorentino, buon lavoro qui ancora una volta, la tecnica di Fiorentino per Alario che aggancia, calcio! Danilo Alario segna subito con il primo pallone toccato e fa 0-5. E poi c'è anche la maglia Danilo Alario. Ovviamente 3 migliori. Alario, buon passaggio per Fiorentino, attacca al centro, Fiorentino, salta tutti, Fiorentino, ancora Di Bella, poi la palla di Manelli, Pisani, poi l'ha sbagliata, poi cerca la conclusione, Calè respinge, e poi il gol di Miceli che fredda Calè e fa 1-5, la riaperte il Favignana. Pisani intercetta, all'esimo pallone, può calciare Pisani con la punta, 2 volte allarga per Gennaro, ancora Pisani, secondo palo, deviazione, idea giusta, Miceli, attacca la porta, Miceli, la tocca in maniera morbida e fa 2-5. Le finte, vede con calcio, tutto ok, Vivarelli, palla fuori e poi con questo tiro finisce anche la partita e vince il Palermo Futsal Club con il risultato di 2-5.